Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti il comandone veneziano, raga, niente da segnalare, siamo già al Gran Premio delle Ardenne, non ho fatto miglioramenti, non ho fatto nulla perché adesso voglio togliermi tutti i soldini, perché voglio, chiaramente la stagione non è ancora finita, mancano ancora gare. Siamo, insomma, ne manca 1, 2, 3, 4, 5, 6, però ho cercato di consolidare il terzo posto per poi il prossimo anno vincere il mondiale e volare nella nuova stagione con le mod tutto ufficiali. È previsto per Eliseo sole e pioggia in qualifica, staremo a vedere. Raga, ragazzi, secondo e sesto posto, la Molly non riesce a prendere la pole position, incredibile. Comunque è arrivata anche la pioggia. Staremo a vedere in gara, sinceramente. Setup ho avuto un po' di difficoltà, è veramente durissimo trovare un setup corretto qua alle Ardenne. Ok, allora mettiamo morbide e gara. Morbide e gara. Il setup. Allora, qua possiamo spostare, no. Lo spostiamo un pochino di qua. Cominciamo con le super morbide. 11 giri, perfetto. Buono, e qua lo stesso, gomme, ok, carburante 10 giri, perfetto. Andiamo raga, Gran Premio delle Ardenne, tappa importantissima, dobbiamo consolidare il terzo posto per avere bei soldini, per avere la felicità del presidente e per fare il prossimo anno una squadra vincente per vincere il mondiale Formula 1. Vai che andiamo, vai che si parte, la Molly comincia male. La Molly perde 2 posizioni subito, così. No good, no good. Addirittura decima la Pernè, partenza da incubo per le 2 fanciulle della Ferrari. O della Rossini, anzi, un po' di rispetto. Della scuderia Rossini. Ok. Dai, torna su zona podio, bravissima Molly. La Pernè nona, dai Molly seconda e poi andiamo più tranquilli, bravissima Molly. La Molly è tornata in corsa per tutto. Una grande Molly, signore. La Pernè ottava, brava Molly. Purtroppo la Sharp è qualcosa di indescrivibile. Anche se in realtà siamo ancora abbastanza vicini. Bloccaggio per Freya Larsen. Questa deve essere la stagione di preparazione. Alla prossima, vai raga, vai Molly. Gara molto equilibrata, la Pernè è settima, cerchiamo di non fare errori, 2 gare consecutive purtroppo che sbagliamo strategia con la Pernè. Non è prevista pioggia in gara, per fortuna bloccaggio per Oronzo Vial. Grandi difficoltà per la Boa Speranza che ha stravinto l'altro anno in categoria Asia-Pacifico. Ok, comincia a prendere un piccolo vantaggio la Fox sulla Wexler. La Pernè fa fatica. Guarda De Graaf come tiene benissimo le gomme. Noi purtroppo paghiamo una scocca schifosa. Ha fatto una scocca veramente merdosa. Il prossimo anno ci siamo noi invece. Dai, 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 dai. Wexler è un po' lontana per fortuna, però la Sharp domina. Purtroppo in questa gara stiamo usurando un bel po' le gomme. Vai Molly, vai Molly. Inizia il settimo giro. 7 laps. La Pernè è sempre settima. Fa un po' fatica la Pernè.
La Pernè tenta di superare De Graft che ha le gomme leggermente meno usurate. A questo punto andiamo ai box e proviamo una strategia. Opzione carburante. Ok. E vediamo se è fattibile. Voglio provare con la Pernè una strategia diversa. Ok, andiamo in pit stop anche con la Molly. La Molly invece andiamo sul classico. Ok. E veloce. Buono. Dai Molly, tira per questi ultimi giri. Questi ultimi metri, anzi, dai. Vai Molly, vai Molly. La prima ad andare ai box, la Molly. Ok, la Molly è sesta. Sesta posizione per la Molly. Poi chiaramente dobbiamo spingere un po' di più con la Pernè perché ha le gomme inferiori. Possiamo e dobbiamo farlo. Inizia il 10° giro, ragazzi. La Fox è sesta, però teoricamente adesso può recuperare a quinta già. Molto bene. Mamma mia, la Sharp, Flex e Smith vogliono resistere con queste gomme. Per loro può essere una bella strategia questa, speriamo, vedremo. Staremo a vedere, ragazzi. La Sharp vai box, sicuramente rimane prima. È così. La Molly è quarta, terza, vediamo. Abbiamo perso una posizione purtroppo. Però attenzione, la Lipponen non è ancora andata ai box, però la Lipponen. La Pernè è sempre 12ª. 11ª adesso. Proviamo a spingere al massimo e vediamo. Molly Fox è seconda, la T-Box la Lipponen, è rimasto tutto come prima, anzi abbiamo guadagnato sul terzo, molto bene. Però la prima è veramente di un altro pianeta, eh. La Sharp lo sappiamo, la Pernè è decima. Con la Pernè strategia diversa, chiaramente. Forse potevo mettere qualche giro in meno, però vedremo, insomma, dai, vediamo. Adesso posto per la Pernè, la Fox rimane seconda, a me va benissimo anche arrivare sempre secondo. Per quest'anno va bene così, certo, forse per il prossimo anno un pilota migliore. Dai, vedremo, dai, vedremo. La Pernè è nona. Abbassiamoli un po' le gomme adesso. E tra poco le facciamo andare ai box per provare lo stint. Magari adesso vediamo. Devo un attimo pensare perché con la Pernè devo anche un po' osare chiaramente. La Fox invece è perfetta seconda, me la sto godendo. È vero che siamo a 9 secondi dalla Sharp e lei ha la mescola anche più dura, però accontentiamoci. La Pernè è ottava. Purtroppo lo sappiamo. Comunque la Sharp forse vuole finire con ste gomme. Staremo a vedere se non riusciamo dopo a cazzare le super morbide. Non dico vincere, però comunque il secondo posto lo stiamo consolidando bene adesso. La Pernè è sempre ottava, facciamo un giro sulla Pernè. Anzi la Pernè tenta il 7° posto da De Graft. Vai Pernè, provaci. Stiamo spingendo al massimo con la Pernè chiaramente. Adesso andiamo super al massimo. Perché poi dobbiamo fare l'ultima sosta.
La Pernè ci prova e supera De Graft molto molto bene. Very compliment Pernè, very compliment. Pernè settima. La Molly sempre seconda. Brava Molly. Sì, lo so, vecchio mio, lo so. Ok, 36, 37. 9 giri alla fine. Diamo il tutto per tutto perché se la Molly mi deve andare ai box. La Pernè può farmene un altro. Vai Molly. Allora, 11 giri ce la facciamo tranquillamente. Vai Molly, vai Molly, vai Molly, molto bene. Ok. Errore, porca trota. Ha perso tanto purtroppo. La Pernè mi va ai box adesso. Sempre 9-11. Ok. Problema per la Molly che è terza. Perso una posizione, adesso vediamo se riesce a recuperare da Wrexler. Componenti, no vabbè dai. Va bene così, vai Pernè. Può recuperare la Fox però, può recuperare. Vai Pernè. Ok. Pernè ottava adesso. Guarda, vai box. Ma perché non è ancora date i box? Ma stiamo scherzando. C'era annullata la... No, non ho parole, sì, ma sono anche sfigato però con la cosa. Dio Cristo, Dio Madonna. Ah, Dio santo. Si vede quando ho fatto ignora perché ho guardato che il motore. Va bene, dai, vabbè. Ci sta, dai. Ok. La Molly torna seconda, bene, gran sorpasso. Brava Molly, ci siamo persi, ma va bene. La Molly a 25 secondi però dalla Sharp, chiaramente non c'è possibilità di vincere, lo sappiamo. Oddio. Va bene, 22% ce la deve fare, cazzo, punto e basta. Vediamo la Pernè se ci può regalare qualcosa. 4 giri. Qua possiamo spingere al massimo con la Pernè. Vai Pernè, vediamo se riesce a prendere qualche punto. Con la Molly non serve rischiare, non ha senso. E con la Pernè succede sempre qualcosa in sto periodo, è pazzesco, pazzesco. 3 giri alla fine. Al prossimo giro lo mettiamo al massimo anche il carburante della Fox. Vai. Niente, la Pernè non riesce a prendere neanche il decimo. Mamma mia. La Pernè ci prova chiaramente. Pit stop per la Sharp, ma chiaramente... Tutti e due col motore malandato, eh. Dai, Pernè, cazzo. Brava, almeno decima, dai, qualche punticino. Almeno un punticino irridato. Dai, mo però... Dai, l'ultimo giro, final lap, final lap. Adesso andiamo tranquilli per non distruggere il motore, vaffancuore. Niente, la Pernè
Forse no, non so se è un doppiato o qualcosa. Nono posto, brava Pernè. In rimonta nell'ultimo giro. C'è anche l'ottavo, dai che forse rimontiamo. Dai che la strategia forse c'è. Dai che ce la puoi fare, cazzo. No, la Pernè addirittura vabbè, è proprio scarsa però, perché dai, cazzo. Sei anche forte in sorpasso, Cristo di un Dio. Niente, nono posto, la strategia non è neanche sbagliata, ma non è riuscita a superare gli altri. Nono posto e secondi, va bene così. Va bene così. Dopo con la Pernè siamo che sfortunati, perché stavolta, cioè, per guardare un attimo il motore mi si è cancellata la sosta, porca troia. Scusate il francesismo. Ok, 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 ok. Buono. Detto che lasciare per una squalifica, ma forse non si può neanche si squalifica, non lo so. Se c'è il controllo. No, secondi e nonni, va bene. La Molly sempre terza, la Pernè sempre decima. Però stiamo consolidando molto bene la classifica costruttori, perfetto. Buono raga, ci siamo, sono soddisfattissimo. Il prossimo anno sarà il nostro anno, me lo sento. Ci sarà un budget elevato, secondo me possiamo fare veramente una bella scocca. La Pernè però mi ha un po' deluso. Io sicuramente anche stavolta è successo qualcosa per poter superarne 2 o 3. Raga, sotto il comandone veneziano, ci siamo, ci siamo, ci siamo.